Un incontro oggi qui all'Hotel De Pini per ribadire la volontà e le motivazioni per dare la preferenza all'onorevole Gallo da parte di tutti i suoi amici. Lei ha anche fatto un discorso convincente sulle motivazioni reali. Guardi, io credo che non ci siano dubbi che gli agrigentini debbano votare Forza Italia ed in particolare debbano votare l'onorevole Riccardo Gallo. Devono votare Forza Italia perché è l'unica forza moderata, l'unica forza che ha tenuto la barra dritta negli ultimi 5 anni e non si è venduta sostanzialmente per un assessorato o per un ministero, ma ha tenuto la barra dritta ed è stata all'opposizione per 5 anni. Oggi è la volta di cambiare, oggi bisogna dare la forza a Forza Italia e all'onorevole Riccardo Gallo per rilanciare il nostro territorio, per dare freschezza, per dare dinamismo a quello che è quello sostanzialmente che è mancato negli ultimi 5 anni. L'alternativa qual è? L'alternativa è votare Alfano, votare il Partito Democratico e votare sostanzialmente tutti quei partiti che hanno concorso con il governo Crocetta a distruggere la nostra terra. Per cui io lo dico convintamente, lo dico ai miei amici, lo dico a tutti coloro che stimano la mia attività politica, per cercare di trasportare la mia attività politica a livello regionale secondo questi criteri che io credo di perseguire nel modo migliore possibile. Bisogna votare Forza Italia e bisogna votare l'amico Riccardo Gallo, persona per bene, persona stimata e persona che saprà spendersi per il territorio agrigentino. Una campagna elettorale avvincente che si sta alzando dai toni con tante importanti problematiche per la Sicilia e in particolare per il nostro territorio provinciale agrigentino. Eh sì, proprio così, però una campagna elettorale devo dire non tanta alta di toni, ma vedo che c'è un ritorno al centrodestra, il ritorno a votare Berlusconi e Forza Italia e i risultati si stanno vedendo e vedo tanta entusiasmo, affetto e solidarietà delle persone nel rientro di Forza Italia, di Silvio Berlusconi e del nostro progetto. Il problema sono gli assenteisti, come convincerli a votare? Sì, il problema è convincere questa gente ad andare a votare, perché se non vanno a votare facilitano la vincita di 5 Stelle, quindi noi dobbiamo fare in modo che la gente si possa ricredere e andare a votare, perché stando a casa e non andando a votare purtroppo ci distrugge il progetto politico di Forza Italia.